Dopo questa prima fase in cui l'ambiente era un ambiente terrestre con piccoli fiumi, laghi, arriva finalmente il mare che poi dominerà per decine di milioni di anni e che sarà quello che darà l'impronta a quelle che oggi sono le Dolomiti. Il mare non arriva improvvisamente, arriva con molta gradualità e lo si può vedere benissimo perché inizialmente si tratta di un mare ipersalino, infatti abbiamo una grande quantità di gessi, quindi queste rocce bianche che si intercalano e hanno questo enorme stacco di colore dal rosso dell'Arenaria di Val Gardena sotto a questo bianco. È un ambiente che non è molto adatto alla vita inizialmente, quindi fin quando abbiamo i gessi abbiamo pochissimi animali che potevano vivere in questo ambiente, ma poi via via il mare si approfondisce e quindi abbiamo i primi fossili importanti e questi fossili sono i Bellerophon, questi gasteropodi che danno proprio il nome a questa formazione a Bellerophon che copre un'età del Permiano superiore. Quindi sono dei gasteropodi che vivevano sul fondo assieme ad altri gasteropodi, a dei foraminiferi, a qualche brachiopode. Non è una fauna ricchissima, ma comunque testimonia la presenza di un ambiente caldo, di un ambiente poco profondo, con abbastanza energia e comunque un ambiente in cui questi organismi stavano molto bene, a testimonianza del fatto che ne troviamo anche tanti. Non erano solo gli organismi che stavano nel fondo, ma anche quelli che nuotavano nella massa d'acqua, come per esempio questi nautiloidi, che sono parenti stretti in un certo senso del Nautilus attuale, quelli che i paleontologi chiamano fossili viventi, perché sono molto simili a quelli di oltre 250 milioni di anni fa e anche di questi ce ne sono abbastanza. Poi è chiaro che dopo morti cadevano sul fondo. Nella massa d'acqua c'erano anche dei pesci, non ne troviamo molti resti, ma ne abbiamo alcuni assolutamente interessanti, che sono questo Archaeolepidotus leonardi, che è un esemplare unico, abbastanza ben conservato, trovato negli anni 50, ma soprattutto sono le placche dentali di Bobasatrania, che è un pesce a corpo alto che si nutriva verosimilmente dei molluschi che stavano sul fondo del mare. Questi pesci sono estremamente importanti, soprattutto questo esemplare di Archaeolepidoptus leonardi raccolto negli anni 50 da Enrico Moroder, che ha fondato questo museo insieme ad altri personaggi famosi nella valle per la loro dedizione al patrimonio culturale e naturalistico. Si tratta veramente di un pezzo eccezionale perché è l'unico pesce fossile in Val Gardena nel quale si sia conservato perfettamente lo scheletro.